Gianfranco Volpin, segretario regionale del COISP in Veneto, oggi lo incontriamo come autore di un libro Via le mani dai bambini. Perché questo libro e come è nata l'idea? Beh, l'idea è nata ovviamente da un insieme di studi fatti perché i bambini non hanno diritti. I bambini sia nel mondo sia anche qui in Italia non hanno diritti, mancano, perché tante volte noi ci rendiamo conto che sembra che abbiano tutto, invece non è così. All'interno del libro che, come ha citato lei, i diritti e via le mani dei bambini, è casa editrice I15, lo si trova in edicola in tutte le edicole Padova e provincia e parliamo appunto di diritti, questo, quelli che mancano. All'interno di questo libro noi troviamo vari argomenti, da quello che è la fame nel mondo, da quello che è l'accattonaggio, da quello che è il, il traffico di organi, fino ad arrivare alle tematiche, quelle più attuali, che sono quelle della rete telematica, attraverso il bullismo, il cyberbullismo, la cyberpedofilia e il cybersesso. Queste sono le tematiche all'interno. All'interno diamo anche dei consigli, diamo delle regole, appunto perché questo libro possa poter dare uno slancio anche alle famiglie e anche ovviamente a chi lo vuole leggere. È un libro che dà veramente molto. Voglio ricordare che tutti i proventi dell'autore, questo è molto importante, e sono convinto che è una cosa che credo fortemente, vanno all'associazione Via le mani dei bambini, pertanto all'autore non viene dato assolutamente nulla. Questa è una cosa che io credo, come credono tutte le persone che con me hanno lavorato all'interno di questo libro. Ecco, un libro di denuncia, ma anche che dà dei consigli. Sì, dà spiegazioni, dà consigli come potersi muovere attraverso questi tipi di reati che sono in aumento in maniera esponenziale. Quindi è un libro per tutti, dagli educatori ai genitori soprattutto. Sicuramente sì, io lo consiglio a chiunque, vorrei dire ai genitori anche, a parte che siamo tutti genitori prima di tutto, però dobbiamo leggerlo perché da qui noi partiamo con degli spunti, perché oggi i ragazzini hanno tutto, come dicevamo sempre, dobbiamo dare regole, secondo me questa è la parte principale e un'altra cosa, dobbiamo riuscire con loro a parlare, a comunicare quello che oggi noi non facciamo ed è per questo che all'interno di questo mio libro ci sono delle tematiche che vanno anche a spiegare l'evoluzione di questa rete e quali sono questi bambini. Noi parliamo tanto di bambini digitali, ma i bambini digitali chi sono? Sono i nostri figli, che hanno no i 6-7 anni, ma i bambini che hanno un anno e mezzo, 2 anni, bambini che vanno nell'iPad e che cercano col ditino di spostare la pagina perché vedere, di girare, perché sono abituati con le loro mamme di vedere nell'iPad i cartoni animati. Allora a quel punto lì cosa succede? Ma se lui va a vedere un giornalino, non riesce a girarlo, allora guarda il suo ditino e vede ma che cos'è che non si fa girare la pagina? E questo è quello che spiega il libro.